comunale infuocato, il sindaco Brugnaro non si presenta e annuncia dell'inchiesta, parleremo nella prossima seduta. Fischi e urla, l'opposizione invoca le dimissioni, siamo come sul Titanic. Brugnaro indica la strada alla sua maggioranza, si va avanti ma fioccano le proteste, all'esterno di Cafarsetti scoppiano tafferugli con cittadini che vogliono entrare in aula e chiedono che la giunta vada a casa. Dal carcere l'assessore alla mobilità Boraso fa sapere attraverso il suo avvocato di essere fortemente preoccupato per la sua famiglia, ma si dice anche pronto a difendersi dalle accuse. Nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza di custodia, numerose intercettazioni. In una Boraso dice di voler far causa milionaria al Comune di Venezia per la vicenda della società Park 4.0. Auto travolge ambulanza in servizio di soccorso, il drammatico incidente lungo la Transpolesana, nel Veronese ferito in modo grave l'equipaggio del Suem. Dopo l'ennesima tragedia del Brenta e le polemiche sulla spiaggetta di Campo San Martino, la proposta shock del vice sindaco, una bacheca con le foto delle vittime annegate per ricordare a tutti il pericolo. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal patriarca Monsignor Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune di Venezia dopo il blitz di ieri. Oggi pomeriggio in programma il Consiglio Comunale a Cafarsetti e ci colleghiamo quindi subito in diretta con il nostro Filippo Fois, con Nicoletta Rizzetto. A te Filippo, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Era previsto come essere un Consiglio Comunale particolarmente vivace, per usare un eufemismo, ed effettivamente lo è stato, con una presa di posizione molto forte, che è quella che vedete in questo momento alle mie spalle. Non c'è più nessuno, è andato via il pubblico, sono andati via tutti i consiglieri di minoranza, che hanno lasciato sostanzialmente i consiglieri di maggioranza a votare in questo momento credo delle varianti urbanistiche. La richiesta dell'opposizione invece, che visto il terremoto giudiziario che ha colpito l'intera macchina comunale, ci si dovesse fermare, e soprattutto è stato chiesto che il sindaco venisse in aula per riferire quanto stava succedendo. Ma ripercorriamo questo Consiglio Comunale nel primo servizio. Fischi, urla, richieste di dimissioni, tensione in Consiglio Comunale a Venezia il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso. Il primo cittadino, dopo una riunione di maggioranza in mattinata, ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'assemblea, affidando alla presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera. Sarò io stesso a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali, per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e inerenti all'indagine stessa. Non oggi, perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'Aula in un campo di battaglia, senza Le opposizioni incalzano, troppo grave quanto accaduto, così Gianfranco Bettin, capogruppo Verdi Progressisti. Noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Siccome il chiarimento politico non avviene, a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un azzeramento politico, e cioè che la città non abbia la necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni, investimenti, che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione. Questa cosa non è sopportabile, lo capite che non è sopportabile. L'unica soluzione è l'azzeramento, le dimissioni dell'amministrazione, il ritorno alle urne e il cambio della Dopo una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo, tra fischi, urla e polemiche. C'è un problema anche di regolarità del Consiglio. Avete votato delibere senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio. A questo punto qua, quelle votazioni che senso hanno? Che regolarità? questa cosa di voler andare avanti come
E queste erano le voci del Consiglio Comunale di oggi. Come avete visto, la differenza tra le posizioni di maggioranza e opposizione sono molto forti. Secondo la maggioranza si tratta di un'inchiesta giudiziaria della quale bisogna ancora chiarire tutti i contorni e bisogna aspettare quindi i tempi delle indagini. Per l'opposizione in realtà questa inchiesta apre un problema politico al quale il sindaco è invitato a rispondere il prima possibile. Non sono mancati anche dei momenti di tensione, bisogna dirlo, quando la seduta è stata seguita da varie associazioni e comitati cittadini, anche dai centri sociali. A un certo punto c'è stato qualche piccolo tafferuglio perché alcune persone non volevano entrare a tutti i costi e invece c'era uno sbarramento da parte della polizia locale. Vediamo. È il sindaco che deve dimettersi, noi cittadini! Fuori Brugnaro dalla laguna! Fuori Brugnaro dalla laguna! Evidentemente il sindaco che oggi ha scelto di non presentarsi spera che anche la cittadinanza faccia come lui, e quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti. E adesso, uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito? Qui c'è la cittadinanza che ci tiene a Venezia e che non è disposta a vederla trasformare in un portafogli come piace a chi scappa oggi, a Brugnaro, a Venturini, a Zuin e anche a chi non c'è perché è in galera, forse il Consiglio Comunale lo fa in E avete sentito dunque un Consiglio Comunale veramente estremamente teso. Naturalmente non finisce qui, anche perché poi il Consiglio è stato riconvocato anche per domani e la maggioranza ha detto che si tira dritto. C'è stata una riunione di maggioranza proprio questa mattina tra il sindaco Brugnaro e i partiti che sostengono la sua giunta, per cui si andrà avanti con quelli che sono gli ordini del giorno. Per ora direi che da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Intanto l'assessore Boraso in custodia cautelare a Padova è provato ma determinato a difendersi, a dirlo è il suo legale, mentre l'avvocato che difende il sindaco Brugnaro si dice esterrefatto per delle accuse inspiegabili. L'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie, ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo. Per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per due ragioni. La prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti di indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo
il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Quest'area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali, quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma ha spiegato ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato. Quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza? Io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia, ma non sono emersi, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma. Numerose le intercettazioni che compaiono nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza, sentiamone alcune. Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore e venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi, con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione alle indagini. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'Immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota il GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa. Dalla Laguna a Milano, dalle pagine del provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha confermato i sequestri probatori, spunta anche un'altra presunta tangente da 22.000 euro per l'ex dirigente della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimiliano Zucco, uno dei 3 indagati nell'inchiesta sulla gestione dei giochi olimpici e paralimpici invernali. Nell'udienza dei giorni scorsi i PM hanno portato elementi su più ampie utilità che avrebbe ricevuto Zucco, oltre al compenso da dirigente per favorire
vetri alla società dell'imprenditore Tommasini nell'appalto dei servizi digitali. Per il riesame le accuse di corruzione agli ex manager della Fondazione Milano Cortina vanno temporaneamente riqualificate nel reato di corruzione tra privati. L'indagine svela clientelismo nelle assunzioni, esborsi anche importanti non giustificati dalla prestazione lavorativa svolta e un deficit di bilancio che si è nel tempo amplificato in progressione geometrica. Ed ora la cronaca, drammatico incidente questa mattina lungo la Transpolesana. Un'ambulanza della Croce Verde di Adria è stata travolta da un'auto, 6 persone sono rimaste ferite. Ferma lungo la strada, i lampeggianti accesi, un ferito già caricato, pronto per essere trasportato in ospedale. È una tragedia quella che si è consumata poco prima delle 9 lungo la strada regionale Transpolesana, dove un'ambulanza della Croce Verde di Adria è stata travolta da un'auto, un Audi con targa tedesca, sopraggiunta in direzione Rovigo ad alta velocità. Il primo incidente intorno alle 8:40, quando un autoarticolato fermo in questa piazzola di sosta si è immesso lungo la Transpolesana. Un veicolo che sopraggiungeva si è scontrato con il mezzo pesante, a sua volta tamponato da una Fiat Panda. L'impatto dell'Audi con l'ambulanza è stato devastante. L'autista, un 57enne di Badia Polesine, è stato sbalzato a metri di distanza. Colpi terribili anche per l'infermiera all'interno, una professionista di lunghissima esperienza. Il bilancio finale di 6 operatori dell'ULSS 5 Polesana feriti. I più gravi l'autista trasportato in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona e l'infermiera trasportata a Padova. Tutti e due sono in prognosi riservata. Le condizioni degli altri 4 coinvolti ricoverati negli ospedali di Legnago e Rovigo non destano preoccupazioni. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Legnago per pochi metri, ma lo scontro è accaduto in provincia di Rovigo. Grande la preoccupazione tra i colleghi dei feriti, vicini a loro e alle loro famiglie. Noi siamo vicinissimi alle famiglie dei 2 operatori, l'autista, il soccorritore e l'infermiere coinvolto. Siamo sempre a disposizione per dargli anche un supporto morale. Siamo sempre qua noi. Un mestiere sempre più a rischio, aggiunge Davide Bonapace. Siamo sempre più allibiti da quello che sta succedendo, soprattutto per le figure professionali che una volta venivano chiamate angeli, che oggi sono dimenticate, dove a livello nazionale non c'è un riconoscimento contrattuale, dove a livello regionale c'è un riconoscimento ma non una giusta retribuzione. Parliamo da infermieri che fanno turni massacranti con retribuzioni minime, ad autisti che siano degli enti pubblici o enti privati con stipendi che anche là non sembrano veramente bassi. Ancora cronaca, shock a Ponso, è stato trovato morto al largo di Jeddah Paolo Bellamio, chef di 41 anni, famosissimo in Arabia Saudita, una lunga carriera come cuoco negli yacht, era stato anche giudice per un noto programma televisivo a Dubai. Non è escluso che venga fissata nei prossimi giorni l'autopsia per stabilire le cause dell'improvviso decesso. Ed ora la tragedia del Brenta, si continua a discutere della sicurezza della spiaggetta a Campo San Martino. Un'oasi di pace e relax che si trasforma in luogo di morte, tanto che chi vive lungo il Brenta chiama la morta il tratto di fiume a ridosso della cascata dove domenica hanno perso la vita Ramesh Ganegedara e chi ha tentato di salvarlo, Stefan Cristoiu. Mentre in regione si discute se chiudere o meno ogni accesso e il tema si allarga a tutte le numerose insenature sabbiose lungo l'asta del fiume, nel comune di Campo San Martino il vice sindaco Paolo Tonin porterà questa proposta agli amministratori. Questo pensiero, poi è tutto da verificare se è realizzabile. Mi è venuta un'idea di fare un'operazione in quella zona sul tipo di quella che vengono fatte nelle nostre strade per i morti causati dai sorpassi, dai giovani, quindi recuperare le foto dei morti annegati in quella zona là, eventualmente creare una piccola bacheca con delle scritte a deterrente, proprio perché chi arriva in quella zona si preoccupi sia consapevole che si trova in una zona a fortissimo rischio. Ramesh e Stefan sono solo le ultime vittime delle acque del fiume. Solo lo scorso anno a perdere la vita un giovane tunisino esperto nuotatore, e tanti pensano ai salvataggi fatti o ai volti di persone che non ci sono più.
Il divieto di balneazione è presente nella rampa di accesso alla spiaggetta, da valutare sicuramente la presenza di un numero maggiore di cartelli. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. A causa del gran caldo che sta interessando il Veneto, da oggi fino a tutto venerdì 19 luglio la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico sulla costa, sulla pianura, sulla zona montana e pedemontana, alla luce delle previsioni appunto contenute nel bollettino dell'ARPAV. Per segnalazioni e informazioni in ambito sanitario è attivo il numero verde 800 535 535. Ed è tutto per questa edizione, la sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.